Bene, eccoci anche oggi insieme. Abbiamo il piacere di avere in studio Livio Trentin, che è il direttore dell'unità di ematologia e di immunologia clinica dell'azienda ospedaliera di Padova, vale a dire l'ospedale di Padova. È qui con noi per parlare di due progetti di ricerca per le cure oncoematologiche dell'adulto, ma anche in qualche maniera per dire grazie ad un'associazione di cui peraltro è presidente onorario, che dal 2011 ad oggi ha raccolto e donato al reparto 269.795 euro che sono stati utilizzati per progetti di ricerca e per l'acquisto di macchinari. L'associazione è Ricerca per credere nella vita. Ce ne racconta qualcosa? Allora, grazie per l'invito. È un'associazione che è nata nel 2011 per volere quindi di una paziente che seguivo io, in cui ha espresso il desiderio di formare un'associazione che potesse migliorare quindi quello che è la ricerca e le cure nel paziente adulto. Ma lei mi chiede, quella volta Franca mi chiede, e chi è il paziente adulto? 18 anni e un giorno e un paziente è adulto. Ed è nata questa associazione quindi che all'inizio ha parecchio arrancato, quindi con banchetti, ma è riuscita quindi a supportare l'ematologia di Padova in modo consistente con un ecografo all'inizio, cioè un ecografo tenete in considerazione costa sui 50.000 euro, per cui non parliamo di somme piccole, la telemetria per tutta la zona trapianti dell'ematologia di Padova. Vuol dire che i pazienti che sono ricoverati sono monitorati costantemente in zona trapianto di midollo, quindi con un monitor per la pressione, per l'attività cardiaca e così via, per cui anche serve moltissimo per ridurre quello che è l'accesso del personale sanitario in queste zone alto quindi il rischio, quindi soprattutto zone che sono quasi completamente sterili. E poi quindi ha finanziato tutta una serie di attività di ricerca che va quindi con finanziamento di progetti che hanno permesso di assumere, addirittura cofinanziare un posto di ricercatore presso il Dipartimento di Medicina dell'Università di Padova. E gli ultimi due progetti che abbiamo sottomesso... Ecco, prima di arrivare a quello, sì. Mi scusi professore, non vorrei metterla in difficoltà, ma vorrei chiederle questo. L'ausilio di un'associazione come Ricerca per credere nella vita, al di là della professionalità sua e dei suoi collaboratori, rispetto alla vita del reparto, è un corollario o è determinante? Allora, per quanto riguarda l'attività, per l'attività quindi clinica è importantissimo, perché voi pensate quindi che già avere la telemetria nella sezione trapianti ci permette di avere un livello di qualità che non è possibile avere in tante altre ematologie. Perché? Perché è come se noi avessimo dei pazienti in unità semi-intensiva. Pertanto sono monitorati giorno e notte, cioè dal punto di vista elettrocardiografico, ma dal punto di vista pressorio, per cui con tutti i sistemi di allarme, e il personale infermieristico nella propria stazione ha disponibile tutti i monitor dei vari pazienti. Per cui questo è importantissimo dal punto di vista gestionale. Come vi dicevo, da un lato per la sicurezza del paziente, dall'altro per ridurre i flussi di persone che entrano in queste stanze sterili, proprio per ridurre il rischio infettivologico. Quindi questo è un plus, non è diciamo una dotazione di base del... No, perché di solito ci si regola, quindi funziona che un reparto ha il suo monitor mobile che lo sposta da una stanza all'altra quando ha bisogno, quando c'è l'urgenza e l'emergenza. Però non c'è qualcosa quindi che è già installato, per cui questo è stato un grosso acquisto dal punto di vista anche gestionale del paziente. E vuol dire quindi sia per l'attività infermieristica che per l'attività medica. Adesso arriviamo ai progetti di ricerca, ma ancora una cosa. Le malattie oncoematologiche sono quelle che chiamiamo leucemie? Bene, guardate, le malattie oncoematologiche sono un numero altissimo di patologie, molte di queste sono malattie rare, per cui siamo in argomento di patologie rare che sono importanti al giorno d'oggi, e anche perché alcune di queste sono curate con dei farmaci che sono stati scoperti attraverso le malattie rare. Dopo ne posso fare un esempio. Le malattie oncoematologiche cosa sono? Leucemie che nascono nel midollo osseo e dal midollo vanno nel sangue periferico, linfomi
che sono tumori delle cellule linfatiche che nascono usualmente a livello dei linfonodi e poi da qui possono trasformarsi e soprattutto migrare in altri organi, e poi il mieloma multiplo. Per cui sono quelle patologie che sono anche un attimo considerate da altre associazioni. Sono malattie anche in aumento non solo come incidenza, ma soprattutto come prevalenza. Cosa voglio dire prevalenza? Se alcune malattie una volta il paziente aveva una sopravvivenza di 3 anni, attualmente abbiamo spostato la sopravvivenza anche a 10-15 anni con tutti i nuovi farmaci. Però abbiamo aumentato il numero di pazienti che sono affetti e che si afferiscono anche all'unità. Pensate che noi abbiamo in media 150 pazienti al giorno che si rivolgono all'ambulatorio, va bene? Abbiamo una media di 50-60 chemioterapie al giorno, ok? Questo senza pensare a quelli ricoverati, per cui è una patologia che è in aumento non tanto come incidenza ma come prevalenza. Perché? Non perché li curiamo meglio, perché abbiamo dei nuovi farmaci. Arriviamo ai progetti di ricerca a proposito di novità. Allora, i progetti di ricerca che abbiamo proposto alla Fondazione, all'Associazione di Ricerca per Credere nella Vita, sono sulla leucemia linfatica cronica. La leucemia linfatica cronica è la leucemia più frequente nel mondo occidentale, interessa soggetti in età medio-avanzata, cosa vuol dire età media attorno ai 70-72 anni, e che al giorno d'oggi, avendo possibilità di fare una diagnosi precoce, abbiamo sempre più pazienti giovani. Il più giovane che ho visto io aveva 28 anni, va bene? Il più vecchio ne aveva 99. Però, quindi, sono patologie che alcune forme restano indolenti e altre hanno bisogno di cure continuative. Allora, dove si inserisce in pratica questa progettualità? Da un lato, capire la risposta alla malattia, alle terapie. Nel senso, noi quando curiamo un paziente facciamo o una chemioterapia o sempre meno chemioterapia al giorno d'oggi, perché la malattia ha tutta una serie di possibilità di cure che non avevamo 10-15 anni fa, ma al giorno d'oggi abbiamo pazienti che sono sempre più curati con farmaci che non sono chemioterapici. E però bisogna quindi che anche questi capire quanto risponde la terapia. Uno dei progetti serve proprio per valutare la malattia residua nel midollo osseo. Ci sono delle tecnologie che ci permettono di vedere nel midollo se c'è un interessamento della malattia pari tipo a una cellula malata su 100.000 cellule sane. E questo è importante perché più noi riusciamo a eliminare queste cellule, meno rischio abbiamo quindi che la malattia si ripresenti o ricada, oppure dilazioniamo quindi eventualmente la ricaduta di anni, per cui riusciamo a dare dei periodi di benessere al paziente che sono di anni, perché l'importante non è curare la leucemia, dobbiamo curare il paziente, dobbiamo curare la persona che va posta al centro delle nostre attenzioni. Un altro progetto invece, secondo, è legato all'uso di questi farmaci nuovi. Uno è nato proprio per conoscenze su una malattia rara che è un'immunodeficienza, scoperta quindi da un medico americano, quindi un colonnello, quindi che ha identificato una molecola importante su queste cellule che noi chiamiamo la chinasi di Bruton, che fa crescere, che è attivata e stimola la crescita di queste cellule. Alcuni di questi pazienti però perdono la risposta alla cura. Perché? Perché sviluppano delle alterazioni, delle mutazioni che non ci sono subito ma che poi ci possono manifestare col tempo. E allora il paziente comincia con una cura e dopo magari 1 anno, 2 anni perde la risposta. Perché? E questo quindi è quello che vogliamo affrontare con questo secondo progetto sulla ricerca di mutazioni di queste molecole che ci sono dentro le cellule malate. Questo a fin fine perché? Perché chiaramente lo scopo è quello di curare il meglio possibile. Pertanto, se riusciamo a identificare l'alterazione prima, possiamo intervenire in modo più precoce nella cura della malattia. E per questi 2 progetti servono 50.600 euro che l'Associazione Ricerca per Credere nella Vita si è impegnata, insomma, a trovare. Cioè, ce li ha già fatti avere, per cui noi stiamo già facendo, ci stiamo già lavorando, perché comunque questi fondi servono
per comprare tutta una serie di sostanze reattivi proprio per portare avanti questi progetti, e anche lo scopo è chiaramente quello di creare un laboratorio di ottimo livello a Padova che si occupi di questo aspetto, dell'aspetto di queste alterazioni genetiche, ma anche dell'aspetto quindi della malattia residua nel midollo osseo, quindi in modo che così possiamo anche essere riferimento per altre strutture quindi del Veneto. Lei è il vicepresidente, il presidente onorario, chiedo Sì. scusa, dell'associazione. Quindi mi chiedo, ma siete particolarmente bravi o mi permetta, particolarmente facoltosi, perché di associazioni di volontariato ce ne sono tante, ma che ragionino su queste cifre sono poche. E allora, intanto si è partiti con pochissimo, va bene, però tutti ci mettono del proprio. Io penso che comunque, allora, uno degli aspetti più importanti è che l'associazione non ha costi di gestione, prima cosa. Perché? Perché è tutto fatto in casa, si può dire. E così i volontari partecipano quindi ai banchetti. Faccio un esempio, fino all'anno scorso che ci poteva fare il banchetto in presenza, cioè io avevo anche i miei familiari che venivano a fare i banchetti, certo, va bene? Perché comunque bisogna trasmettere questa attitudine soprattutto a pensare quindi al volontariato, ma soprattutto pensare quindi che la leucemia non è un problema degli altri, è un problema che può interessare tutti. E purtroppo quindi è importante quindi che uno non si ammali, però se si ammala è importante che trovi una struttura adeguata che riesca a essere all'avanguardia dal punto di vista terapeutico, in cui il paziente in qualche modo, tra virgolette, entra in un ambiente familiare, perché la stessa fondatrice, io penso che avrò più visto lei per certi periodi che non i miei familiari, tanto per dire. Però questa è una cosa che è importantissima, perché noi abbiamo il compito, il dovere, soprattutto dobbiamo pensare a quella che in pratica è la nostra mission, quindi nella nostra attività di medico, okay? Oltre che della ricerca. Grazie, grazie davvero a lei e ai suoi collaboratori, e meno male che ci sono non solo professionisti di tal fatta, ma anche associazioni come Ricerca per Credere nella Vita. Ricordo che ospite nostro è Livio Trentin, che è il direttore dell'unità di ematologia e immunologia clinica dell'azienda ospedaliera di Padova. Grazie e buon lavoro. Grazie. A voi, alla prossima.